Venerdì 30 luglio, San Pietro Crisologo. È il 211° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 154 al termine. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:41. La luna si leva a mezzanotte e tramonta alle 12:49. Il Maggior Consiglio decreta la distruzione di tutti i documenti d'accusa letti contro il doge Lorenzo Celsi, dopo che questi era deceduto il 18 luglio precedente. Viene decretato altresì che il nuovo doge Marco Comer, nella sua prima adunanza del Consiglio, affermi pubblicamente essere stato il suo predecessore indegnamente calunniato dopo la sua morte di misfatti commessi contro il comune di Venezia, i quali, fattane inchiesta, risultarono falsi. Le previsioni per domani. Cielo sulle zone montane irregolarmente nuvoloso, su quelle pedemontane da poco irregolarmente nuvoloso. Altrove in prevalenza poco nuvoloso ma con maggiori spazi di sereno all'inizio e locali addensamenti pomeridiani. In particolare dal pomeriggio e soprattutto verso sera, più che altro sulle zone montane e pedemontane saranno probabili piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di un calo delle massime in montagna.